Messina, anche per l'Italia dei Valori questa Europa così com'è non va bene, però dite l'euro non si tocca, è così? Noi diciamo che il problema non è l'euro, ma come usi l'euro. E fino ad oggi l'euro è stato usato bene da alcuni paesi, vedi la Germania, male dall'Italia, perché ha cambiato l'euro con la lira, bloccando il 50% dell'economia italiana. Abbiamo perso il 50% del potere d'acquisto il giorno stesso che è entrato l'euro in Italia. Allora il problema non è l'euro, è chi ha gestito l'ingresso dell'euro in Italia. Noi ci siamo ovviamente opposti a questo tipo di gestione. Per noi il problema è diverso. E cosa ne fai degli euro che arrivano dall'Europa? In gran parte vengono sprecati dal territorio, dall'Italia, dalle regioni che non li utilizzano e li restituiscono. Questo è un tema serio, perché tu ti batti, noi col nostro gruppo parlamentare in Europa ci siamo battuti per portare le risorse in Italia, ma se poi le regioni non le spendono e restituiscono, il problema non è né dell'euro né dell'Europa, ma è la mala politica italiana. Seconda cosa, le banche hanno un ruolo straordinario, il problema è questo. Noi prevediamo, per dire concretamente cosa si vuol fare in Europa, noi prevediamo che si istituisca un tasso soglia di usura europeo. La Banca Centrale Europea eroga denaro allo 0,25%. Le banche italiane fanno credito a chi lo fanno, perché poi lo fanno veramente a pochi imprenditori, la piccola e media impresa in ginocchio, a non meno del 10%. Il tasso medio in Germania è al 2%. Allora il tema è questo: gestiamo l'utilizzo delle risorse europee a partire dalle banche. Non possiamo avere un'Europa dei banchieri e delle banche, ma un'Europa dei piccoli e medi imprenditori e dei cittadini. Così però bisogna essere autorevoli per contare in Europa e fino ad oggi l'Italia non lo è stato.